Dopo tante predazioni, questa volta ad avere la peggio è stato proprio lui, il lupo. È stato trovato agonizzante nell'orto di un'abitazione nella frazione di Vallonara, a Marostica, steso a terra, nessun movimento, nessuna reazione, nessuna risposta alle sollecitazioni, ferito forse da un cinghiale. Il lupo è stato soccorso per essere sottoposto alle cure veterinarie necessarie. Non è la prima volta che i lupi vengono visti nella zona collinare di Marostica. A novembre dell'anno scorso, in pieno giorno, un esemplare è stato avvistato nei pressi di un distributore di carburante a 2 passi dall'abitato di Vallonara. E un altro lupo era stato ripreso a Marsane, in mezzo alle case e ai negozi. Altri erano stati visti anche a Valle San Floriano. Ormai nel territorio marosticense i lupi hanno trovato dimora stabile anche in mezzo alle abitazioni. Il ritrovamento di questo esemplare ferito in un orto ne è un'ulteriore conferma.